Ecco, queste indicazioni di voto che morale insomma, le fanno trarre, insomma, anche per il futuro del suo movimento? Fondo che anche noi abbiamo provato a fare, io voglio ricordare Di Pietro in fondo è stato il primo leader a farsi da parte, a fare un passo indietro per cercare di promuovere il rinnovamento. È chiaro, bisogna essere anche obiettivi, è chiaro che rinnovarsi con un partito che si trova all'interno delle istituzioni ti dà anche la possibilità di una maggiore visibilità. Noi lo abbiamo dovuto fare per le strade, tra la gente, coi banchetti, non essendo in Parlamento, cosa che ci ha penalizzato non poco, però ecco, sono errori che purtroppo in politica quando li fai li paghi, e credo che noi dobbiamo lavorare per non commetterli più. Quindi questo insomma, è il rinnovamento profondissimo anche all'interno del nostro partito, soprattutto tenere all'interno del partito coloro i quali vogliono puntare in un rilancio, in una crescita, in una costruzione, e mettere da parte coloro i quali, per dirla alla Renzi, stanno lì a gufare sulla sconfitta, o peggio stanno lì a mettere i bastoni fra le ruote per non far andare avanti. Ecco, anche l'Italia dei Valori vuole andare avanti per rientrare nelle istituzioni.